Delitto di Cison, stamane Refrontolo, il sopralluogo degli uomini della RIS nell'abitazione del presunto assassino Sergio Papa, si cercano tracce compatibili con il brutale omicidio. Valvole killer, non c'è pace per la famiglia di un paziente padovano deceduto dopo l'impianto. L'azienda ospedaliera, a forte di una sentenza civile, per la seconda volta gli vuole indietro un maxi indennizzo. La metà delle vittime degli incidenti stradali non usa le cinture di sicurezza, l'allarme della Polstrada di Treviso dopo la raffica di tragedie in questi primi mesi dell'anno. 3 giovani sono rimasti bloccati questa notte in auto da una tormenta di neve a Romano dei Zelino, a pochi chilometri da un rifugio, sono stati salvati dai vigili del fuoco. Ad Asolo i funerali di Ivano Beggio, storico patron dell'Aprilia, a fine cerimonia corteo di auto e moto verso Noale, sede della sua creatura che aveva portato al successo mondiale. Vede un bimbo di 7 anni in acqua e non ci penso 2 volte prima di tuffarsi e salvarlo, protagonista a Venezia, una donna di 49 anni senza lavoro e a rischio sfratto. Traffico di prostitute scoperto dai carabinieri, arrestati 13 cittadini cinesi e denunciate altre 17 persone per favoreggiamento tra Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I dazi americani preoccupano i produttori del Prosecco, a impensierire però anche l'uscita dall'Unione Europea dal Regno Unito, che attualmente è il primo mercato estero per le nostre cantine. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali è subito la cronaca. In primo piano torniamo a parlare del duplice delitto di Cison di Valmarino, c'è un nuovo capitolo dell'indagine con gli investigatori del RIS che stamani sono tornati in azione dopo aver setacciato la casa del delitto a Cison di Valmarino. Questa mattina si sono portati nell'abitazione del presunto assassino Sergio Papa, che è in carcere con l'accusa di aver trucidato i coniugi Nicolasi. Sono tornati nella Marca a 2 settimane di distanza i carabinieri del RIS dopo i rilievi effettuati nella casa di Loris e Anna Maria Nicolasi in via Marzoglia ad inizio mese. Ora i militari sono al lavoro nell'abitazione di Refrontolo di Sergio Papa, il 36enne in carcere per il delitto dei coniugi. L'uomo dalla sua cella continua a professarsi innocente. Ha ammesso di aver incontrato marito e moglie il giorno prima dell'omicidio e di aver avuto con Loris una discussione, ma niente di più. Papa ha detto di avere un alibi e testimoni pronti a supportare la sua versione. Nel frattempo emerge che dalla casa della coppia mancano oggetti preziosi e denaro, così potrebbe riaprirsi la pista iniziale che portava ad un furto finito nel sangue. Intanto le indagini si concentrano anche su una Panda rubata il giorno prima del delitto e ritrovata bruciata qualche giorno più tardi. Secondo gli inquirenti la vettura sarebbe collegata al massacro dei Nicolasi, potrebbe essere stata usata dal killer per allontanarsi dall'abitazione di via Marzolle. Ma adesso si attendono i risultati dei rilievi, in corso in queste ore a Refrontolo. Allora la vicenda di cui abbiamo già parlato e che purtroppo vede un altro capitolo di questa odissea che sta vivendo una famiglia padovana. Parliamo del caso Valvole killer perché l'azienda ospedaliera padovana, forte di una sentenza civile, torna a chiedere maxi di risarcimento alla famiglia di Antonio Benvenu, questa volta alla figlia. Suo padre Antonio morì 12 giorni dopo l'intervento al cuore a causa delle valvole cardiache impiantate ma difettose. Ora Caterina Benvenu dovrà restituire all'azienda ospedaliera di Padova i 90.000 euro di provvisionale incassati come risarcimento danni per la morte del padre. Il giudice civile ha dato ragione all'ospedale perché le valvole cardiache riportavano il regolare marchio CE. Tempo fa anche la moglie di Benvenu aveva ricevuto una cartella esattoriale che le intimava la restituzione del risarcimento ricevuto. Per la morte dell'allora 52enne tecnico della Telecom, i Benvenu non hanno ottenuto giustizia né in sede penale e né in sede civile. Una tragedia sui binari questa mattina, una persona è morta investita da un treno nella stazione di Desenzano, siamo nel Bresciano, e questa tragedia, di cui si sa ancora poco, non c'è ancora un'identificazione della vittima, ha portato a conseguenze sulla linea Brescia-Verona. Il treno coinvolto è l'Euronight Modena-Venezia con 70 viaggiatori a bordo. La circolazione è stata sospesa alle 8:50 su un unico binario a senso unico alternato ed è ripresa alle 10:35. Lo stop è stato reso necessario per consentire i rilievi dell'autorità giudiziaria su questo investimento, che per ora non è ancora chiaro se si tratti di un incidente o di un gesto estremo. A proposito di incidenti però passiamo dai binari alla strada e continua ad essere forte l'eco delle giovanissime vittime che hanno insanguinato
I primi 3 mesi dell'anno nella Marca trevigiana, la Polizia Stradale ha fatto un bilancio della situazione che è molto pesante. Non usano la cintura di sicurezza, corrono troppo e spesso bevono. Niente ai giri di parole dal comandante della Polizia Stradale di Treviso, Alessandro De Ruosi, per descrivere la condotta dei giovanissimi al volante. 6 vittime in 3 mesi, un trend disastroso che non si vedeva da anni. Inutile parlare di manutenzione delle strade, i numeri confermano che le regole non vengono rispettate, dalla tragedia di San Fiore in cui ha trovato la morte il 18enne Massimo Pizzol, a quella di Quinto di 3 giorni fa in cui è morto il 23enne Andrea Vanin. Non avevano le cinture e la velocità era sostenuta addirittura a 110 km all'ora nel caso più recente, e i dati 2017 confermano questa tendenza. Ci sono percentuali elevatissime di decessi dovuti al mancato uso della cintura di sicurezza, cioè parliamo del 50% dei casi, moltissimi, anche qui quasi il 50% di casi di velocità non adeguate alle condizioni di luogo e di tempo, e tassi molto elevati anche di alterazioni alla guida che sfiorano il 30% dei casi negli incidenti mortali. 24 gli incidenti mortali nel 2017 su 13 in cui è stato verificato l'uso delle cinture, 6 vittime non l'avevano allacciata, ma come per le tragedie di quest'anno poteva fare la differenza. Non è uno slogan ma è un dato di fatto, perché abbiamo potuto dimostrare, analizzando taluni incidenti, soprattutto alcuni recentissimi, che lo stesso identico impatto ha avuto conseguenze letali per chi non aveva la cintura e quasi insignificanti per chi ce l'aveva. Come nel caso di un'auto di servizio della Polstrada che un mese fa è stata centrata a un semaforo da un'altra macchina. Cinture e airbag hanno fatto uscire gli occupanti illesi, eppure per molti automobilisti la cintura è solo una seccatura. Bisogna insistere ancora sull'aspetto prevenzione in tutti i contesti in cui è possibile farlo, e da questo punto di vista le iniziative non mancano fortunatamente e devono continuare da parte di tutti gli enti istituzionali che a ciò sono preposti, e sicuramente bisognerebbe incidere ancora più pesantemente anche sull'aspetto repressivo. Torniamo alla cronaca. 3 giovani bloccati questa notte in auto da una tormenta di neve a Romano Dezzelino sono stati salvati dai vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti intorno alla mezzanotte sulla strada regionale Generale Cadorna nel comune di Romano Dezzelino, dove erano rimasti bloccati per la tormenta di neve qualche chilometro prima del rifugio Bassano. I vigili del fuoco hanno raggiunto i 3 malcapitati mentre continuava la copiosa nevicata intorno a quota 800 metri sul Monte Grappa. I 3 giovani, 2 ragazzi di San Martino di Lupari nel Padovano e Refrontolo di Treviso e una ragazza di Cittadella, sempre di Padova, avevano affrontato la strada con un'auto sportiva ad assetto ribassato, rimanendo bloccati dalla neve depositata lungo la strada con uno strato tra i 20 e i 30 centimetri, con accumuli ancora maggiori lungo le curve. I ragazzi sono stati portati a valle fino a Romano Dezzelino e nella giornata di oggi provvederanno al recupero dell'auto lasciata questa notte sul posto lungo la strada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco di Bassano sono terminate intorno alle 2. Un altro dramma sfiorato, stavolta però a Padova, nel quartiere Arcella, perché un grosso pioppo è caduto nelle vicinanze di un asilo. Un pioppo è caduto questa mattina in via Jacopo da Montagnana all'Arcella. L'albero di grosse dimensioni è caduto nei pressi di un asilo nido. Nessuna persona è rimasta ferita. L'istituto ha allertato i vigili del fuoco e i servizi scolastici comunali dopo che un genitore aveva segnalato il fatto. Il tratto di strada interessato dalla caduta è stato momentaneamente chiuso al traffico per le operazioni di rimozione del tronco e dei rami. Andiamo ad Asolo adesso, perché c'è stata una mattinata di addio, l'addio a Ivano Beggio, lo storico patron dell'Aprilia di Noale che abitava ad Asolo. Stamane in Duomo i funerali particolari, perché la cerimonia si è tenuta ad Asolo, ma c'è anche un corteo che poco dopo la cerimonia è partito in direzione Noale, dove, come sappiamo, c'è la sede della creatura storica di Ivano Beggio. Allora, ha seguito per noi la cerimonia funebre ad Asolo Marta Marangon, che abbiamo in collegamento telefonico. Marta. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori che ci seguono da casa. È stato un Duomo di Asolo davvero venuto, quello di oggi, per l'ultimo saluto a Ivano Beggio, patron dell'Aprilia e uno dei simboli dell'imprenditoria del Nord-Est. In tanti questa mattina hanno voluto rendere omaggio al condottiero, come amava essere chiamato, nella partenza dell'ultima tappa del suo viaggio.
accompagnato anche questa volta dal rombo delle sue moto, un corteo di motociclisti del Motoclub Italia provenienti quindi da tutta Italia in sella alla Moto 65, il modello più amato e preferito da Ivano Veggio, hanno scortato il feretro all'ingresso e all'uscita dalla chiesa. Proprio pochi minuti fa è partito il corteo che attraverserà le strade della Marca e giungerà fino a Noale, fino alla Rocca di Noale, dove è previsto un momento di commiato, di raccoglimento al quale dovrebbero partecipare anche tutti gli operai della fabbrica che appunto hanno chiesto di poter uscire dall'industria e recarsi alla Rocca per rendere omaggio a Ivano Veggio. Molti imprenditori alla cerimonia, ma oltre ai parenti e agli amici sono tutti collaboratori, gli ex dipendenti ad affollare il Duomo di Asolo per dire addio a quell'imprenditore che è partito dalla piccola ditta di biciclette del padre, ha saputo sfidare i dominatori della scena mondiale, dei costruttori di moto, fino ad arrivare alle vette più alte. Nonostante Veggio si fosse ritirato dalla scena pubblica nel 2004, le notizie della sua scomparsa ha destato grande cordoglio, testimoniato appunto dalla grande partecipazione questa mattina al funerale. E da Asolo per ora è tutto, linea allo studio. Grazie a Marta Marangon. Dicevamo, il corteo poi si sta spostando in questi minuti a Noale. Noi restiamo allora nel veneziano con una vicenda a lieto fine, la vicenda di una 49enne di Venezia che ha visto un bambino di 7 anni, una turista, il figlio di alcuni turisti, che era caduto in un canale di Venezia e si è tuffata per salvarlo. Ci racconta questa vicenda in diretta telefonica da Venezia la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Venezia, si è tuffata in un canale per salvare un bambino di 7 anni che stava affogando. Non ci ha pensato 2 volte. Lei, che non vuole rivelare la sua identità, è una donna che in questo momento è anche senza lavoro e presto sarà anche senza una casa dopo che l'hanno sfrattata già 2 volte. Prima da un appartamento in un palazzo trasformato in un bed and breakfast e ora invece da un monolocale di 27 metri quadri che la proprietaria però deve vendere. Mercoledì sera ero nella zona del ponte vicino al Casinò, a poca distanza dal Canal Grande. Ha raccontato così subito dopo aver salvato il piccolo. Erano le 21:30 e stavo passeggiando con il mio cane quando ho sentito urlare, ma non capivo cosa stesse succedendo. C'erano 15 persone ferme sulla riva che dicevano in inglese di prendere un legno, continua nel suo racconto. Inizialmente ho pensato che un cane fosse caduto in acqua, poi quando ho visto che si trattava di un bambino mi sono tolta le scarpe e il giaccone e mi sono tuffata. Poche bracciate, il bimbo è stato tratto in salvo in men che non si dica. Il piccolo di 7 anni si chiama Jacob ed è scozzese e si trova in vacanza qui a Venezia con i genitori. In un attimo è probabilmente scivolato nel canale dalla riva insidiosa che era piena di muschio e alghe, e da lì poi nessuno è più riuscito a far nulla se non Sara quando è passata e che con il suo coraggio, senza pensarci, si è tuffata traendolo in salvo. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Ora torniamo alla cronaca per parlare di un traffico di prostituzione scoperto dai carabinieri della compagnia di Palmanova in provincia di Udine, che hanno arrestato 13 cittadini cinesi, denunciato altre 17 persone per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione tra Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I militari hanno sequestrato anche 12 immobili adibiti a centro massaggi e 5 autovetture di grossa cilindrata, frutto dei proventi derivanti dall'attività criminosa per un valore complessivo di circa 800.000 euro. Specificatamente l'operazione si è svolta nelle province di Udine, Pordenone, Milano, Padova e Venezia. Le indagini erano cominciate nel 2017, quando erano già state arrestate 5 persone, denunciate altre 7, sequestrati 2 centri massaggio utilizzati per l'attività di prostituzione e beni vari. I carabinieri avevano accertato già allora l'esistenza di una rete di collegamento tra i vari centri massaggi delle province di Udine e Pordenone, all'interno dei quali era sistematicamente esercitata la prostituzione. Ed ora Cittadella per la vicenda che continua a far discutere di Filippo De Rossi, l'assessore al commercio, che è accusato di tentata concussione ai danni di 2 commercianti. Il 23 marzo prossimo comparirà davanti al PM Sergio Dini. Lui, come sappiamo, intanto ha già
presentato le dimissioni, ma il primo cittadino gli crede e spera che tutto presto si chiarisca. Il prossimo 23 marzo l'ex assessore al commercio e turismo di Cittadella Filippo De Rossi comparirà davanti al pubblico ministero di Padova Sergio Dini e dovrà rispondere dell'accusa di concussione, ma si dichiarerà estraneo ai fatti. Lo ha detto e ribadito anche al sindaco di Cittadella quando gli ha presentato le dimissioni. L'assessore De Rossi ha lavorato in maniera egregia in questo anno e mezzo ed è sotto gli occhi di tutti quello che la parte relativa al commercio e turismo è stato fatto in questo anno, insomma, nuove manifestazioni, collaborazione con i commercianti, eccetera, e quindi non è che non si possa non riconoscere quello che ha fatto un assessore. Io sono più preoccupato per la sua posizione, perché naturalmente ha bisogno della vicinanza e spero si risolva tutto in un nulla di fatto. L'amministrazione comunque è tranquilla, è tutelata, all'interno gli atti sono sempre stati fatti in maniera corretta, quindi siamo molto tranquilli sotto questo punto di vista. De Rossi, appartenente a una civica, è stato eletto con circa 300 preferenze, quindi la nomina ad assessore. Abbiamo piena fiducia naturalmente in quello che la magistratura farà e spero anche nel più breve tempo possibile, non tanto per l'amministrazione comunale che comunque va avanti, ma quanto per l'assessore De Rossi. Sempre più difficile amministrare la cosa pubblica in Italia, dice Piero Bon. Siamo spesso tirati per la giacca da chiunque, anche da sconosciuti. Questo può creare degli equivoci che possono venire male interpretati. Polizia locale e sicurezza urbana ha firmato una convenzione tra il Comune di Venezia e quello di Jesolo. La convenzione tra i comuni di Venezia e Jesolo per la gestione associata delle funzioni di polizia locale e sicurezza urbana è diventata realtà. È stata infatti approvata dalla giunta comunale su proposta del sindaco Brugnaro e dell'assessore alla sicurezza D'Este. Stiamo continuando a crescere come Polizia Locale di Venezia, ma soprattutto stiamo continuando a crescere nel coordinamento territoriale e quindi si è conclusa sottoscrizione di un atto di delibera con il Comune di Jesolo, quindi i servizi di polizia locale. Questo ci consentirà naturalmente di avere maggior capacità di interfacciamento tra le varie forze di polizia territoriali. La convenzione, che durerà 5 anni, prevede che le funzioni di polizia locale e sicurezza urbana siano gestite in forma associata, pur sottolineando che il personale impegnato nell'esercizio dei compiti assegnati è sottoposto all'autorità del sindaco del territorio in cui si opera. Interattività delle forze di polizia sia per quanto riguarda il reparto di polizia giudiziaria, quindi in materia di antiabusivismo, vedesi le spiagge piuttosto che, e naturalmente anche tutto quello che può riguardare il codice della strada, che naturalmente come abbiamo già fatto precedentemente convenzioni con altri comuni limitrofi, anche Jesolo adesso è interessata di questa convenzione. La programmazione delle attività sarà predisposta con cadenza periodica dal comandante generale di Polizia Locale di Venezia e di concerto con il comandante di Jesolo. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale. Parliamo adesso di economia e territori, la Marca trevigiana in particolare, con i produttori del Prosecco molto attenti alle decisioni del presidente americano Trump in tema di dazi, ma anche di svalutazione del dollaro. Poi c'è anche l'uscita dall'Unione Europea del Regno Unito, che ricordiamo è attualmente il primo mercato estero per le nostre cantine. Sentiamo. Brexit e dazi americani preoccupano non poco i produttori del Prosecco, una realtà da 400 milioni di bottiglie negli 86.000 ettari veneti vitati in gran parte al bianco leggero e frizzante che sta seriamente intaccando il primato dello champagne. Un prodotto che traina non solo l'agricoltura veneta italiana con un export che incide nel PIL nazionale, ma alimenta una filiera di imprese che vanno dal metalmeccanico all'edilizio, contribuendo a far rientrare il tasso di disoccupazione nei nostri territori. Ecco perché ad esempio l'effetto Trump potrebbe sentirsi e non poco dalle nostre parti. Queste scelte potrebbero comunque mettere in difficoltà quelle che sono le importazioni in quel paese. E il mercato americano non è l'unico ad impensierire le nostre cantine. Per quanto riguarda l'Inghilterra con la Brexit, questo potrebbe portare a un innalzamento di quelle che sono le barriere e i dazi all'importazione del nostro prodotto, ci potrebbe essere una maggior svalutazione della sterlina che potrebbe comunque mettere in difficoltà queste che sono
le esportazioni è un mercato prioritario. Per il presidente veneto di Confagricoltura bisogna non tanto continuare a soddisfare la quantità, quanto a puntare alla qualità per sostenere il prezzo. Cioè creare un'aspettativa nel consumatore, cioè che va a bere un prodotto che comunque è capace anche di trasmettere determinate emozioni. Perché con una mentalità che punta ad arrivare al miliardo di bottiglie avvicina il prosecco più alla birra che non allo champagne. Infine, conclude il presidente Giustiniani, non bisogna dimenticare che nulla è per sempre. Innanzitutto vediamo come non ci sia mai, diciamo, un territorio, un prodotto che dura per decenni o secoli, perché basta pensare, magari se si va indietro 60-70 anni fa, questo era un territorio dove comunque si coltivava anche il bacco d'Alseta, per cui si coltivavano i gelsi, c'era il tabacco, il prosecco oggi sta dando dei successi, ha un successo di mercato importante, e comunque abbiamo un territorio vocato a questa cultura, ci possono essere anche altre coltivazioni. Ed ora parliamo delle ultime novità sul caso della piana di Marcesina nel Vicentino. Dei fondi che inizialmente erano previsti per la realizzazione di un parcheggio sono stati dirottati per la realizzazione di un acquedotto sulla piana di Marcesina. Una notizia attesa da anni. Anche la piana di Marcesina in territorio comunale di Enego avrà l'acqua potabile. Una vera e propria rivoluzione per quest'area che potrà dunque conoscere un nuovo sviluppo. Consentirà soprattutto alle maghe di poter lavorare secondo i requisiti igienico-sanitari, quindi continuare anche nel futuro a produrre formaggio secondo le attuali norme igienico-sanitarie, ma soprattutto le maghe potranno anche diventare delle vere e proprie strutture ricettive. Ricordiamoci poi che sempre sulla piana di Marcesina abbiamo diversi esercizi commerciali, quindi la possibilità di avere l'acqua potabile è veramente una risorsa importante che andrà a beneficio di tutta quell'area strategica del nostro altopiano. Importante l'investimento previsto grazie all'impiego dei fondi di confine. Un investimento di circa 3 milioni e 350 mila euro, e 3 milioni e 150 mila euro arriveranno proprio attraverso questa intesa tra la provincia di Trento e la regione del Veneto. Allora parliamo del GREST, perché nelle parrocchie di Venezia sono attesi 5.000 ragazzi tra i 6 e i 13 anni appunto per partecipare quest'estate al GREST nelle parrocchie. Il GREST 2018 sarà ad alto contenuto tecnologico nel Comune di Venezia. Per la prima volta sarà infatti distribuita un'app gratuita che contiene i video e le canzoni del centro estivo, pensata dalla pastorale giovanile della diocesi per dialogare coi giovani nel linguaggio a loro più familiare. La novità di quest'anno è che abbiamo creato una, si chiama Crew adesso, no? Un gruppo di ragazzi dai 21 ai 25 anni che si metterà a disposizione per la formazione in loco degli animatori delle varie parrocchie, dei vari circoli parrocchiali. Questo perché vorremmo riuscire ad arrivare un po' dappertutto ed essere utili proprio lì, a casa loro. Le attività coinvolgeranno quest'anno circa 5.000 ragazzi tra i 6 e i 13 anni, mentre 1 migliaio di liceali faranno gli animatori. Il Comune parteciperà con un contributo di 20.000 euro all'evento organizzato dal Patriarcato, ma frequentato da bimbi di tutte le fedi. La cosa bella di questo GREST è che riusciamo a dare un segnale forte di collaborazione tra comune e parrocchie, ma soprattutto a dare un segnale forte che esistono dei giovani in città, e sono la maggioranza, che in estate dedicano parte del loro tempo libero ad aiutare i più piccoli. Quasi 1.000 animatori in Comune di Venezia e quasi 5.000 bambini iscritti. Sono numeri importanti che dimostrano che la città è viva, la città è solidale, la città è capace di divertirsi. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento fra pochissimo, ore 13, un tema importante, fiscalità e imprese, quindi da non perdere. E poi 20:10 questa sera sarà una puntata tra musica, ironia e tradizioni, perché ospiti di Ferdinando Varino sono due persone che noi conosciamo bene, Lele Marcassa e Ivo Gallo, ovvero i grandi protagonisti della Zanzega di ogni mercoledì. Si racconteranno a Ferdinando Varino, da non perdere anche 20:10. E adesso vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.
tempo in miglioramento sulle nostre regioni, anche se il contesto rimane per lo più instabile con molte nubi e isolati fenomeni. Vediamo il dettaglio di venerdì 16 marzo. Sul Veneto cielo parzialmente nuvoloso un po' su tutto il territorio regionale, peraltro senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Le temperature sono previste in lieve aumento, le minime infatti saranno comprese tra i 6 e i 9 gradi, massime invece oscillanti tra gli 11 e i 14 gradi. Giornata spiccatamente instabile sul Friuli Venezia Giulia con alternanza tra annuvolamenti e schiarite, qualche fenomeno e pause più asciutte. Temperature in aumento minime tra 8 e 9 gradi, valori massimi compresi invece tra 11 e 14 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Il sole sarà prevalente su tutta la regione, sia pure con presenza di nubi a carattere sparso. Non sono previsti fenomeni rilevanti. Temperature minime intorno ai 5 gradi, valori massimi compresi tra i 12 e i 14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.